La lotta all'omologazione e il cinema di Pierpaolo Pasolini. Au, gringos! Nel 1950 Pierpaolo Pasolini inizia come sceneggiatore a Roma e nel 1961 si mette alla regia del suo primo film, Accattone, ritraendo l'emarginazione autentica delle borgate romane, popolate da figure semplici e sincere, lontane dal mondo borghese. Il suo stile, influenzato da artisti come Masaccio e Piero della Francesca, porta sullo schermo immagini intense e statiche, accompagnati dalla musica di Bach che esprimono la durezza della vita dei suoi protagonisti. Nei suoi film, la morte dei suoi personaggi rappresentano la liberazione dalle costrizioni sociali. Negli anni 60, con l'avvento del consumismo, Pasolini denuncia la crescente omologazione al modello piccolo borghese, mostrando un'Italia dove la cultura contadina autentica è scomparsa. Negli ultimi anni, con la trilogia della vita, il Decameron, i racconti di Canterbury e il fiore delle mille e una notte, tenta di celebrare la libertà sessuale e naturale, ma si accorge presto che anche questi valori sono corrotti. Il suo ultimo film, Salò e le 120 giornate di Sodoma, è una dura critica alla società moderna, che lui ormai sente senza speranza. Questo diventa il suo testamento artistico, pubblicato dopo la sua tragica morte nel 1975.